Amici bellini, ricordate quando un po' di tempo fa mi si chiedeva ma la roba di report, tutta una serie di cose, e io vi dissi io devo studiarla bene perché non so effettivamente quest'anno a livello sportivo il Napoli con chi ha veramente a che fare. Beh, lo stiamo scoprendo, cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Dave Axe e a tutti i nuovi iscritti e vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Voi venite, vi iscrivete, lasciate un like di cortesia perché a voi non vi cambia niente, a me fa tutta la differenza del mondo. E vi ringrazio perché mi date la possibilità di parlare di calcio, che è una cosa che mi diverte, parlare anche delle altre squadre. È bello poter guardare una bella partita e apprezzare gesti tecnici che non siano per forza dei nostri ragazzi, però poi siamo costretti, visto che guardiamo anche le altre squadre, ad analizzare anche altre cose. Ci dobbiamo spostiamo in questa zona qua perché è notizia di oggi ed è importante che sia notizia di oggi, già questo è un dato, e abbiamo Calabria in prima pagina perché Calabria è quello che non patteggia e già questa cosa ci deve far riflettere e vediamo cosa succederà a Calabria. Ma insomma la notizia è quella principale, quella che poi interessa a tutti gli sportivi, e che hanno dato una giornata di squalifica a Inzaghi e una giornata di squalifica a Çalhanoğlu per le cose che sono note a tutti e che io evito di ripetere perché certe parole poi nell'algoritmo non sono ideali. Ma ovviamente coinvolto anche il Milan con una multa da 30, la maxi multina, 30.000 euro. Ed è interessante, il Calabria non patteggia. Allora, io voglio partire da un presupposto. Questo video, più che essere un video di polemica, di sfogo, di attacco nei confronti dell'Inter, del Milan, delle curve, dei rapporti che si sono intrattenuti, vuole essere un video di apprezzamento nei confronti del nostro presidente De Laurentiis. Questo ci tengo moltissimo perché lo sapete che io sono molto preciso nelle analisi delle cose nostre e spesso ho chiesto qualcosa in più per quanto riguarda per esempio il marketing, l'aumento del brand, tutte piccole cose che si possono fare per crescere e per migliorare. Ma se c'è una cosa che tutti noi dobbiamo sottolineare e dobbiamo apprezzare della gestione di De Laurentiis è che è una gestione che è veramente pulita e che non permette a nessuno del resto dello stivale di attaccarci per certe cose. Voi immaginate solamente se una cosa del genere fosse successa a noi e cosa avrebbero sciorinato i giornali, i tifosi, tutta una serie di acerbisti che poi non vedono l'ora di poterci attaccare sotto quel punto di vista, perché lo sapete, la città difficile, eccetera eccetera. Quindi sotto questo punto di vista noi veramente dobbiamo sventolare bandiere nel ringraziare De Laurentiis, che è stato molto molto preciso e attentissimo per quanto riguarda certi rapporti e non si è fatto trovare in fallo mai. Poi si possono vedere certe cose, quello che stava a bordo campo va benissimo, ma parliamo di sciocchezzuole in confronto a questa roba qua. Poi però è evidente che noi dobbiamo ragionare, vi ricordate quando ho capitato il bugiardo che ha patteggiato dopo aver detto io, i miei figli gli devono un'educazione, come vi permettete, eccetera, e poi patteggi. Vi piace la Nutella? Immagino di sì. A chi non piace la Nutella? A chi deve fare delle restrizioni alimentari, a chi deve fare dei sacrifici. Ma la Nutella spalmata ha sempre un bel perché, o sbaglio? Qua loro patteggiano e la pena la scontano a cavallo tra le due partite di Champions. Sembra proprio una situazione la più conveniente che si possa avere, quasi come se, ma questa è un'idea, non ne so proprio, quasi come se gli avessero chiesto: senti, sì, probabilmente c'era quel rigore di Indica su Bissek, quando preferite che facciamo questa cosa, perché è la giustizia sportiva, quindi si fa all'interno delle cose sportive.
quando preferite, perché no, non la possiamo spostare la potevamo spostare dopo il campionato, quella di Roma, la partita quando preferite prendere questa multina e fare questa squalifica, perdonatemi, perché uno ci ragiona un attimo e sappiamo che Çalhanoğlu per esempio è tornato, però non sta al massimo della forma, e a cavallo tra queste due partite col Barcellona è anche ipotizzabile un po' di turnover contro il Verona. Che ci sia o non ci sia Inzaghi, lo sappiamo, si libera la fascia di sua competenza, possono andare più lì, quindi là è una bella penalizzazione senza avere Inzaghi che ti fa i raddoppi sulla fascia. Ma per quanto riguarda Çalhanoğlu, onestamente era preventivabile che lui la saltasse proprio questa partita, perché poi ti vai a giocare quella che è veramente una finale, che è stata definita una finale da Inzaghi, in casa tua contro il Barcellona, che ha dimostrato di poter subire gol. Di conseguenza è veramente una cosa senza precedenti. Ovviamente ognuno porta avanti, sto leggendo ovviamente i tifosi della Juve che fanno il paragone, dice Ildiz sbraccia, una gomitata, la vuoi chiamare sbracciata, ma è una gomitata. Il sbraccia e prende 2 giornate, mentre Çalhanoğlu ha rapporti con persone discutibili e ne prende una. Ognuno si fa il proprio paragone. Io ho pensato semplicemente a Inzaghi Conte, nel senso, tu se ricevi la stessa sanzione di saltare una giornata come quando prendi 5 ammonizioni, quando un giocatore prende 5 ammonizioni, va in diffida e viene squalificato. Non è possibile, la pena non vale quello che fai, non sono comparabili le due cose, non può essere comparata, ed è qualcosa di pazzesco. Poi uno può cercare anche dei precedenti per vedere se si è agito così in altre situazioni. Interessante il discorso di Calabria, veramente ci torneremo, perché dice dovrà essere ascoltato da chi ne rischia il deferimento e di conseguenza una squalifica più lunga. Quando poi si sceglie di patteggiare, si dice spesso, dice no, ma quello non è ammissione di colpa, è semplicemente che conviene fare così perché poi sconti di meno rispetto a così. Veramente una roba tutta italiota, e sono proprio curiosissimo di sapere cosa succederà a Calabria, che poi tra l'altro adesso povero Bologna, perché il Bologna dovrebbe poi pagare con una squalifica perché adesso lui è tesserato per il Bologna, dovrebbe pagare il Milan, quindi non ci troviamo. Insomma, questo è il comunicato della FIGC. Çalhanoğlu, Inzaghi, Claudio Sala, Massimiliano Silva, Zanetti, Panza, Società Milano, Internazionale di Milano e AC Milan SpA. Poi, senza andare nei tecnicismi, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'articolo 4,1 eccetera eccetera, per avere quantomeno a partire dalla stagione 2022-2023, cioè adesso ha avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultra denominato Curva Nord. Ok, idem il precedente. Questa è notizia Inter, il precedente che fa ben sperare Inter e Milan, si va a scorrere. Il codice di giustizia sportiva prevede inibizioni, squalifiche e multe per i reati di questa natura, senza escludere a priori penalizzazioni più severe. Tuttavia, per arrivare a sanzioni che implicano una perdita di punti, sarebbe necessario dimostrare una violazione dell'articolo 4 del codice, che riguarda il mantenimento dei principi di lealtà, correttezza e probità da parte del club. L'avete fatto! È proprio quello! È esattamente quello che vi è contestato e su cui avete avuto la condanna di giustizia sportiva. È proprio quello. Quindi perché non avvengono la penalizzazione dei punti? Come mai? Sicuramente nei commenti qualcuno me lo spiegherà, perché io poi non è una roba mia, tecnicamente non ne ho idea, però fa sorridere. E c'è, vedi, il precedente con la foto di Agnelli, vicenda che coinvolse la Juventus nel 2017, nonostante nessun tesserato bianconero fosse stato formalmente accusato, la giustizia sportiva procedette comunque nell'indagare sulla squadra, finendo per imporre squalifiche ai dirigenti e una multa al club, senza arrivare a penalizzazioni in termini di punti di classifica. Da ciò si deduce che, nonostante le pene siano state inasprite dopo quell'ente, sono state pure inasprite, è difficile che i due rischino penalizzazioni di punti. Quindi ci siamo, è chiaro, è bello evidente quello che sta succedendo, e non riesco ad andare oltre questo, semplicemente facciamo cronaca, ce lo segniamo in un percorso che insomma noi non ci stiamo ragionando, perché stiamo veramente
è troppo lontano il pensiero di quando lottavamo punto a punto con la Juventus. Ieri pure con un amico ne stavo parlando, quel famoso gol di Koulibaly dove tutti abbiamo sperato. Io ero a suonare, non lo vidi in diretta, me lo raccontarono, me lo recuperai dopo. E tutta una serie di cose che poi noi nel tempo abbiamo dimenticato, perché là ci eravamo convinti non possiamo vincere mai. L'abbiamo stabilito, con questa l'abbiamo stabilito che contro quelli là, i soliti 3, non si può combattere. Dopodiché, dopo un regroup, dopo una serie di cose che sono successe, Ancelotti che poi va a chiedere ma chi arbitra? Arbitra il VAR o arbitrano gli arbitri? Poi si passa a Gattuso, si lotta con i denti e poi comunque non si va e si perde l'Europa che conta. Poi ci siamo rimessi in carreggiata e con Spalletti abbiamo fatto una cosa che non era proprio in programma, e quindi là noi ci siamo un attimo rilassati, allora si può fare, e ci siamo divertiti, ci siamo emozionati, si può competere addirittura vincere, addirittura staccarli di tanti punti, e quindi non avere quella pressione, quell'idea, e se poi succede una cosa, e se poi succede qualcosa che ci puzza, ce lo siamo dimenticati. E adesso siamo di nuovo punto a punto contro un avversario forte, contro un avversario potente, contro un avversario che un po' di mani in pasta ne ha. Gestisce, conosce, interviene, accusa, protegge, difende, attacca. Difficile, molto difficile. E il nostro allenatore lo sa bene tutto questo, quindi quando noi facciamo le nostre considerazioni dobbiamo tenere presente questo substrato che c'è, e non possiamo fare a meno di essere consapevoli di questo. Quindi è chiaro che adesso è tutto nelle nostre mani, ma sapete che non basta. A volte non basta fare il proprio dovere, perché ci sono delle cose difficili da prevedere. Anche questo è il calcio, anche questo è lo sport che ci piace, che è denso anche alle volte di polemiche, di cose ingiuste, di cose che dovrebbero andare e non vanno, e di cose che invece vanno anche quando non avevi lavorato per farlo. In conclusione, domani ci dovrebbe essere, ci sarà, ci hanno detto, la conferenza di Conte, quindi stiamo tutti allerta. Poi vi iscrivete, cliccate pure sulla campanella, perché lo sapete, sono i contenuti più importanti per me, oltre alle analisi tattiche. E un'altra notizia che era uscita in questi giorni, visto che si deve parlare per forza di mercato, ho letto, dice Anghissà non accetta, rifiuta il rinnovo 2027. E qua io non cado dal pero, più che altro ci devono spiegare che cosa significa rifiuta, se il Napoli poi aveva quell'opzione unilaterale che tu puoi esercitare, e allora dovresti stare tranquillo che non lo perdi a zero, lo dovresti poter bloccare. Però evidentemente, come vi ho spiegato spesso, c'è dell'altro, oltre una PEC ci deve essere per forza dell'altro. Un giocatore che non è uno dei leader degli spogliatori, non è uno qualunque, e quindi bisogna ragionare bene, perché potrebbe essere rivoluzione l'anno prossimo. Ci sono molti nomi in ballo, ci sono molti soldi che si possono spendere, e se partiamo da un presupposto di confermare l'allenatore, allora è un discorso che può essere anche interessante, lasciare andare via gente che è a fine ciclo, e potrebbe essere stimolante. Però l'importante è non farsi trovare impreparati, perché tutte queste situazioni sono ben note. Se sono ben note a noi tifosi, figuratevi ai dirigenti del Napoli. Quindi su queste cose qua, occhio, non va bene la PEC, non va bene, vabbè, tanto non c'è fretta, perché poi abbiamo il no, c'è sempre fretta, bisogna sempre fare in tempo e fare meglio i rapporti con i tuoi calciatori, i contratti. Su questo si può far meglio sicuramente, ma per quanto riguarda le altre cose, per fortuna e grazie a De Laurentiis, noi testa altissima possiamo camminare per strada. Abbiamo altri problemi probabilmente, ma non questi qua, che metterebbero una pietra tombale sulla reputazione del brand, della città e di tutto. E quindi è benissimo non avere di questi problemi qua, ed è bene che io possa fare un video su questo argomento, ma che riguarda le altre squadre.
Da New York, Valerio Fluto è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I che schifezza.